Siamo con il vicepresidente della regione siciliana, onorevole Roberto Di Mauro. Onorevole, tempo di consuntivi ma anche tempo di prospettive. Possiamo fare un bilancio della sua attività presidenziale? Beh, intanto devo dire che il governo quest'anno, dopo tantissimo tempo, è in condizione di presentare un documento finanziario completo che ci auguriamo possa essere approvato entro il 20 gennaio. Ciò significa un governo che ha le carte in regola, che ha avuto la capacità di presentare a Roma una proposta seria che determinerà a brevissimo non solo un ristoro di circa 540 milioni per investimenti infrastrutturali nel nostro territorio provinciale, ma anche un risparmio rispetto a quello che è stato per tanti anni, dal 2012 in poi, il cosiddetto concorso alla finanza pubblica, quindi un risparmio di circa 900 milioni da ripartirsi nelle prossime 3 annualità, tenendo conto che si parte dal 2019. Quindi risultati importanti che portano risparmio, che portano razionalità nella spesa e soprattutto diciamo, un governo regionale che comincia a muoversi autonomamente rispetto al disastro che è stato messo in atto nella scorsa legislatura. Laddove non funzionava bene la sanità, adesso abbiamo una rete ospedaliera approvata, i nuovi direttori generali, la formazione che nella scorsa legislatura non è mai riuscita ad iniziare la sua attività, ma quest'anno per fortuna grazie all'impegno del professor Lagalla, di tutta la giunta, del presidente Musumeci, parte anche la formazione professionale. Il piano rifiuti è stato presentato, approvato in giunta, il disegno di legge sulla regolamentazione dei rifiuti è stato approvato in commissione su proposte del governo, abbiamo approvato altresì in commissione disegno di legge sulle IPAB mettendo 5 milioni di euro a proposito di tutti coloro i quali sono allettati, cosiddetti non autosufficienti, 1,7 milioni al fine di consentire ai tanti funzionari e dipendenti delle IPAB ad avere un ristoro economico in questo momento di grande difficoltà. Credo che stiamo cominciando a camminare col piede giusto, un centrodestra che non ha una maggioranza ma forte della propria coalizione si propone e si presenta al cospetto del Parlamento. Purtroppo non abbiamo forze politiche di opposizione responsabili perché spesso invocano il voto segreto al fine di verificare che non c'è il numero legale. È una politica di ostruzionismo che non porta a niente, non porta alla responsabilità che gli elettori hanno assegnato a costoro e soprattutto tendono di mettere in difficoltà il governo della regione. Lo abbiamo visto a proposito della variazione di bilancio, per fortuna siamo riusciti a rimediare e a consentire che tanti dipendenti potessero prendere lo stipendio, mi riferisco soprattutto alle società partecipate e a tutte le società satellite che lavorano per conto della regione, compreso i consorsi bonifica, i forestali e così via, e credo che questo lavoro intenso che ha messo in atto il presidente Musumeci è accompagnato anche da investimenti per circa 140 milioni, mi riesco a allegare che il dissesto idrogeologico con la firma dell'ingegnere Croce è riuscito a determinare. Altri interventi urgenti sono stati fatti in questi giorni a proposito del disastro ambientale che si è verificato a seguito delle piogge e credo che alla fine dopo un anno possiamo mettere in positivo un'esperienza che è guidata da Anello, è guidata dalla coalizione e noi come autonomisti abbiamo giorno 15 a Enna intrapreso un percorso in cui cerchiamo di mettere in evidenza un'esigenza che è quella della capacità che questo territorio deve avere una rappresentanza politica diversa dai partiti nazionali. Perché? Innanzitutto perché ci sono 3 regioni d'Italia, la regione della Lombardia, la regione del Veneto e la regione dell'Emilia Romagna che non intendono più versare i cittadini i propri contributi a Roma, che poi a sua volta li ripartisce secondo un'equa compensazione tra le varie regioni e voglio trattenere per il loro territorio le risorse. Ciò significa non un'autonomia legislativa ma un'autonomia finanziaria che è finalizzata a chi è ricco diventa più ricco, chi è povero più povero e significa che per il meridione non solo una spaccatura rispetto al sistema dell'Italia una e una sola, ma una realtà che comincia ad essere e potrebbe essere carente nei cosiddetti servizi essenziali, cioè la sanità, il trasporto pubblico e tutte quelle che sono le cose che interessano la comunità.